La quinta corsa è un confronto per cavalli di 4 anni, sono in 13 al via: Corto Maltese, Candelario, Columbus Gaps, Karatov West, Corsa del Nord, Cooper del Sile, in seconda linea Crive, Country Matley, Carabella Appel, Creed Matley, Caramello Alan, Cubana Cab, in terza fila Coriolano Pell. Pronostico che vede Karatov West favorito, Carmine Pisquoglio numero 4, macchina che comincia ad accelerare. Partenza veloce Corsa del Nord che sopravanza gli avversari, si porta in breve a condurre nei confronti di Corto Maltese, mentre all'esterno c'è Columbus Gaps. In vantaggio dunque Corsa del Nord, che era una delle possibili alternative a Karatov Numero West. 6 Cooper del Sile, Attacca ora squalificato. Columbus Gaps, va su Numero Corsa 10 del Nord Creed che Matley, squalificato. comunque respinge l'avversario, che poi si getta di galoppo. E Numero così 3 Columbus in Gaps, vantaggio rimane Corsa del squalificato. Nord nei confronti di Corto Maltese Crive. 400 iniziali completati comunque in un veloce 29,3. E ora cerca di farsi luce Karatov West dopo 600 metri in 45,7. C'è stato ora un rallentamento in curva 16,4 la frazione e Karatov West ne ha approfittato per risalire. Si porta su Corsa del Nord trascinandosi Candelario, mentre prende posizione anche Clarabella Pell, che è in terza pariglia e tenta di venire via Coriolano Pell. Intanto completamento anche degli 800 con Karatov West che va ad impegnare Corsa del Nord, chilometro completato in 1:16,2. Posizione lungo la corda c'è Corto Maltese, poi Candelario, attacco deciso di Karatov West, ma Corsa del Nord cerca ancora di replicare a 400 dalla conclusione, quando sposta dalla corda anche Corto Maltese in anticipo su Candelario. È passato intanto Karatov West, che è passato in vantaggio prima della metà della curva conclusiva, inseguito da Corto Maltese e Corsa del Nord che ha all'esterno Candelario, retta d'arrivo con Karatov West che è lanciato verso la vittoria, la terza consecutiva per Karatov West, secondo posto per Corto Maltese, al terzo chiude Candelario, 4-1-2 l'arrivo della quinta corsa Arcoveggio. E bel raddoppio per Carmine Pisquoglio che vince entrambe le corse per 4 anni. Al successo di Cesare Augusto di VS, ora aggiunge quello con Karatov West, che appunto è alla terza vittoria consecutiva, cavallo in crescita sicuramente, cavallo che è uscito dal marcatore soltanto una volta. Per il training di Sabina Breccia, il signor Pantaleo Tarantino, Carmine Pisquoglio che raddoppia in giornata.